letteraria, come poeta, come narratore e anche come commediografo, ma ne parleremo più tardi. Alessio Batti è poeta, commediografo, dicevo, e traduttore in lingua siciliana. Sin dalla più tenera età ha intrapreso a scrivere nella lingua della sua terra, il siciliano. Egli è un realista, ma il suo realismo, come ebbe a dire Monsignor Concetto Greco, che lesse e sostenne tutte le sue opere, fu la vita stessa della sua gente. Realismo che gli deriva anche dalla lezione dei suoi bisnonni, che come i tanti sapienzi, barbasati, come vengono chiamati siciliani, seppero rendergli l'intima anima della sua gente, insegnandogli il parlato e il sentire del popolo siciliano. I suoi libri, i video, le sue poesie raccontano ampiamente il suo excursus culturale, l'impronta magnifica di una lingua poetica che egli ha contribuito a sostenere e difendere per più di 40 anni con le sue opere poetiche e teatrali. Dopo Uguale agli Dei, antologia di grandi poeti tradotti in lingua siciliana, Alessio Batti colona il suo sogno di tradurre per Algre Edizioni i Vangeli in lingua siciliana, affinché chiunque ami la lingua della madre delle genti, come viene definita, possa accogliere più confidenzialmente il sentire di Dio. E avendo egli ricevuto gratuitamente, donerà gratuitamente a tutti i diritti d'autore in beneficenza a SAD-CETA, la più grande organizzazione internazionale indipendente che dal 1919 lotta per migliorare la vita dei bambini. Infatti abbiamo in fondo un tavolo dove ci sono i libri e, ripeto, i diritti saranno devoluti a questa finalità di beneficenza. Bene, dette queste poche parole, una delle cose più belle del mio mestiere, lo dico in diverse occasioni, sono i rapporti umani che nascono. E questo libro mi ha dato l'opportunità, l'occasione di conoscere Alessio Batti, la bellissima realtà del suo lavoro di ricerca sulla nostra lingua. Devo dire che secondo me uno dei doveri quasi, lo chiamerei così, di un editore è sicuramente quello di garantire e tutelare in qualche modo la bellezza e il patrimonio del territorio nel quale lavora. E credo che il libro, anzi sono certo, il libro di Alessio, questa traduzione del Vangelo di Matteo, sia un contributo assolutamente fondamentale perché riesce in qualche modo, e il modo è assolutamente l'aspetto letterario del testo, a dare testimonianza e soprattutto a dare un contributo fondamentale, come dicevo, alla conservazione della nostra lingua. Per me è stato dicevo, un piacere, e spero che il piacere continui per gli altri tre, perché il progetto è quello, il progetto è, correggimi se mi sbaglio, quello di riproporre anche gli altri tre Vangeli e riproporre nei prossimi anni. E niente, vi invito comunque a leggerlo, perché devo dire che la parola, in questo caso la parola siciliana, la lingua siciliana, riesce comunque a conferire, diciamo, ad un testo che già comunque basa la sua potenza e la sua forza proprio sulla parola, diciamo, un carico di emozioni, di sentimenti che sicuramente soltanto chi riesce ad entrare fra le vie della nostra lingua riesce a percepire sicuramente con una forza maggiore. Grazie. Grazie dottora. Io aggiungo qualcosa brevemente per non allungare i tempi. Diciamo che per fare un'operazione del genere, come scrivo anche nella prefazione, si richiedono almeno due condizioni fondamentali da parte dell'autore. Un grande amore per la lingua siciliana, non parlo del gergo, del dialetto in senso stretto, ma della lingua siciliana che lui mobilita nelle sue opere. E si richiede anche, come avete sentito anche dalle sue parole, una religione
religiosità libera, autentica, profondamente interiore, non legata a formule o a riti, ma alla sostanza e all'essenza dell'uomo e nel rapporto con l'assoluto e con Dio. E quindi queste due condizioni Alessio le sintetizza in maniera eccezionale. Ecco perché viene fuori un'opera come quella che stiamo presentando questa sera, il Vangelo secondo Matteo. Ripeto, è la versione siciliana tratta da quella in italiano della Conferenza Episcopale Italiana, quindi è una scelta precisa per evitare che ci siano altre interpretazioni piuttosto lontane da quella accettata ufficialmente dalla Chiesa. E diciamo anche che nello stesso tempo si recupera una dimensione comunicativa che era tipica delle nostre comunità nell'Ottocento fino agli anni 50, direi, del secolo scorso, cioè la dimensione della preghiera e del canto religioso che avveniva prevalentemente in lingua siciliana e spesso anche i preti nelle omelie per avvicinarsi al popolo usavano espressioni siciliane o parlavano addirittura in siciliano. E non dimentichiamo che nell'Ottocento, addirittura prima del Regno d'Italia, come dire, il siciliano aveva una sua, continuava ad avere, perché l'aveva avuta anche nel passato ed era stata anche la matrice, come voi sapete, della lingua italiana, manteneva ancora questa sua priorità fondamentale. C'erano i sostenitori di una lingua siciliana che doveva restare fondamentale nell'ambito isolano e c'erano coloro i quali sostenevano invece che una realtà in cambiamento, e quella soprattutto del Regno d'Italia che si era formato, era indispensabile un'alfabetizzazione nazionale con la lingua nazionale. Ma comunque il siciliano ha mantenuto la sua capacità comunicativa. Oggi ancora nelle nostre realtà il siciliano viene utilizzato nella comunicazione domestica, familiare, molto spesso, ed ha una funzione direi quasi confidenziale e diretta rispetto al linguaggio formale e forbito che è quello della lingua italiana. Diciamo anche che per quanto riguarda quest'opera Alessio Batti non fa riferimento esclusivo a quelli che sono gli aspetti della cultura e della lingua siciliana, nel senso che non c'è provincialismo in tutto questo. Infatti la traslazione che lui fa la fa passare attraverso il suo animo, la sua sensibilità, questo divino che sente in lui. È vero, questo innanzitutto, ma nello stesso tempo questa lingua siciliana che lui usa non ci chiude nel provincialismo, ma ci apre dei valori universali. Quindi in particolare si collega ai valori universali che sono quelli del cristianesimo, del messaggio di Gesù Cristo. Io direi, non aggiungo altro in questo momento, avrei tante cose altre da dire, ma potrete leggere la mia prefazione. Inviterei qui un professore di lettere sicilianista, qual è il professore Gregorio Monaco, ad aggiungere qualche annotazione sua su quest'opera. Prego, professore Monaco. Ci rivediamo con Alessio dopo altre esperienze della sua produzione e ci presentiamo davanti a una delle più difficili delle sue produzioni, la traduzione del Vangelo di Matteo. Io avevo proposto prima, cominciasse la serata, che il relatore parlasse in siciliano. Voglio dare un esempio che viene, ma non lo faccio perché sicuramente ci saranno delle persone che non masticano bene il siciliano. Quello che invece voglio dire, il professore Vecchio ha parlato dello stile dell'opera, ma lo stile dell'opera di Alessio è tipicamente narrativo.
qual è quello dei Vangeli? Infatti le parti in cui riesce veramente bene sono le parabole. Le parabole in Logia, cioè quelle caratteristiche, espressioni tipiche di Matteo, che riportano parole o fatti o immagini, flash della realtà che si svolgeva attorno a Gesù. E sicuramente conoscete voi le sacre rappresentazioni siciliane. Questo si aggiunge a questa visione narratologica della vita di Gesù. E che significa? Significa che la passione dello scrittore, in questo caso è giusto scrivere traslatore, non traduttore, del traslatore, la passione che ha messo nel comprendere e riportare in siciliano ciò che leggeva è stata perfetta. È stata perfetta perché non è una semplice narrazione fredda e magari astrusa. I Vangeli sono scritti in altre lingue originali e anche già con l'italiano la differenza c'è, perché certe parole potrebbero restare nella vita. La prima, penso qualcuno se ne sarà accorto, sono le prime righe dell'apertura, quando Abramo creò Isacco creò. Creare in italiano significa esclusivamente creare da nulla, per cui è prerogativa solo di Dio. Se poi andate a fare, come ho fatto io, se te lo confesso, una incetta dei vocabolari di lingua siciliana, compreso il Pasqualino del 1700, trovate all'inizio della definizione prerogativa di Dio creare dal nulla, poi sotto creare nel senso di generale umano, per cui ti ho controllato anche questo, non mi è scappata. E per dire la difficoltà è quella di riportare narratologicamente ciò che in italiano si esprime in maniera diversa. La lettura delle parabole. Le parabole molto belle perché ci danno un'immagine di Gesù comprensibile per noi siciliani. Una persona che non parla di cose auree, difficili da comprendere, ma cose umane, quotidiane. San Vincenzo dei Paoli, non c'entra con l'associazione dei Paoli, che poi ne prese il nome, nel 600 diceva che la differenza tra il Vangelo e le lettere di San Paolo, per esempio, consiste nel fatto che le lettere di San Paolo sono opere di tecnologia altissima e che richiedono una competenza per comprenderle, perché bisogna capire la teologia. Il Vangelo, nella sua semplicità assoluta, non solo non ha bisogno di grandi capacità teologiche per capire, ma leggendo ci sconvolge molto di più di quello che ci può dire la teologia. Ci dice la parola, ci dice il sentimento, ci dice l'idea che Dio nutre nel suo cuore. E questo Alessio è riuscito a trasferirlo nella sua traslazione in maniera veramente ammirevole. La lettura che si fa, io l'ho fatta 3-4 volte, non lo so, ma è una lettura che, provateci, chi conosce il libro stasera può provarlo, è una lettura continua. Uno che comincia a leggerlo deve calcolare il tempo per leggerlo tutto, perché se no è meglio che non lo tocca. Infatti tutte le volte che io l'ho letto, pur conoscendolo già nella traduzione, nella traslazione, l'ho letto più volte, godendo di quell'atmosfera che piano piano si insinua in chi lo legge, ritrovandosi, conosco abbastanza il Vangelo in italiano, ma ritrovandosi come, cioè il professore Vecchio, a parlare della quotidianità cristiana.
Quelle stesse cose, ecco, che noi ascoltiamo anche in chiesa quando andiamo a messa, poi lì le troviamo nella semplicità e nella fedeltà del testo, nella nostra lingua siciliana. Il che ci fa riflettere, perché certe parole che magari in italiano non ci hanno convinto, quando ce le troviamo in siciliano con certi significati leggermente spostati e ci fanno comprendere, e allora questo è quello che viene il Vangelo. Per cui stranamente una traduzione siciliana ci aiuta in certi passi a capire di più. Forse perché siamo siciliani, chiaramente se non facciamo leggere con milanese ci capiamo molto bene, ma noi possiamo dire di capire di più. Io ringrazio Alessio per aver avuto questa fiducia nel farmi parlare, perché ve lo spiego, è una cosa, amici, la posso dire. In un momento, quando ho sentito la traduzione del Vangelo in siciliano, ho fatto un salto. Alessio se lo ricorda per telefono. Ho detto, ma Alessio, tu ti rendi conto, per tradurre il Vangelo, che Matteo proviene forse dal greco, perché c'è chi dice anche dall'aramaico, chi traduce il Vangelo deve fare fatica addirittura nell'Ottocento, nei primi del Novecento, fino agli anni 20, era proibito. C'era la scomunica canonica, l'altra sentenza, cioè automatico. Chi traduceva in italiano il Vangelo veniva scomunicato, perché la Chiesa aveva, la Chiesa docente, si diceva allora, la prerogativa di tradurre, c'era ancora famoso, non il cardinale Martini che conosciamo, il Martini che aveva fatto questa traduzione la faceva sulla Vulgata di San Giovanni. E poi basta, tradurre il Vangelo in altre lingue era la scomunica. Tu sei scomunicato? E allora siamo a posto, possiamo anche ascoltarlo bene,